e il sistema bancario si troverà di fronte, e già adesso diciamo si trova ad affrontarlo, ma nei prossimi giorni e purtroppo nei mesi a venire si troverà di fronte ad un problema di aumento delle sofferenze, perché la gente non ha più i soldi. La norma che prevede la cosiddetta sospensione del pagamento delle rate del mutuo rimanda ad un decreto ministeriale del 2010 che è il 312. Intanto non è vero che tutti quelli che hanno un mutuo possono chiedere la sospensione, perché la sospensione del pagamento è prevista soltanto per i lavoratori dipendenti che sono rimasti disoccupati o posti in cassa integrazione, oppure gli autonomi o liberi professionisti che hanno dichiarato un abbattimento degli introiti superiore al 33% di quanto mediamente incassato nel 2018, per cui già questo ti taglia dalla platea dei beneficiari, ti taglia una grossa fetta di beneficiari di questo decreto. Poi nelle pieghe del decreto, che lo sto leggendo, si fa un riferimento, cioè per tutto quello che non è previsto dal presente decreto si fa riferimento al decreto ministeriale 312-2010. Bene, in questo decreto ministeriale fa ulteriori esclusioni perché esclude il mutuo, diciamo, non può essere chiesta sospensione del mutuo per tutti coloro che hanno ritardato un pagamento superiore ai 90 giorni, per esempio, oppure che hanno fruito di agevolazioni pubbliche. Ora, è evidente che questo taglia ancora di più la fetta dei beneficiari di questo beneficio sospensione del mutuo e va ovviamente interpretato come l'ennesimo favore che questo governo sta facendo appunto alle banche. Se lo Stato dice tu devi bloccare la tua attività, e se lo Stato ti dice, ti agevola e ti dice tu puoi sospendere il pagamento del mutuo, questo beneficio deve essere esteso a tutti.